Arriva l'estate anche dal punto di vista meteorologico, però insomma l'agricoltura risente di questa ondata di maltempo dei giorni precedenti. Sì, noi siamo abituati ad avere questo partner che è il tempo, che sicuramente non fa quello che vogliamo, però in questi anni ormai l'agricoltura si deve strutturare per affrontare qualsiasi tipo di stagionalità si presenti. Le nostre produzioni oggi sicuramente risentono di quello che è stato l'andamento climatico prima durante il periodo invernale molto secco e solamente in pochi mesi abbiamo avuto la piovosità di un intero anno. Come si può far fronte al giorno d'oggi a comunque un clima che è sempre incerto, non si sa se l'estate è un'estate comunque caratterizzata sempre dal bel tempo? Ormai anche l'attività agricola, quasi come tutte le altre attività produttive, si sta cercando di strutturare per affrontare qualsiasi tipo di evento. Sappiamo che appunto lo Stato mette a disposizione meno risorse per quelle che sono le calamità e soprattutto quelle che sono le situazioni di difficoltà. Far ricorso a quelli che sono strumenti che mettiamo in piedi, quali prodotti assicurativi piuttosto che contratti di protezione delle produzioni, questo ci può agevolare per mettere a riparo quello che è il nostro reddito e quindi quella possibilità di continuare a fare agricoltura. Quali sono i settori dell'agricoltura che hanno risentito maggiormente del maltempo delle settimane scorse? Beh, sicuramente sono quelle che non sono protette, le produzioni che non sono protette o comunque che non sono legate a quel livello di alta specializzazione che possono essere le orticole sottoserra, ma mentre le colture a pieno campo hanno avuto, quindi quelle esposte agli eventi meteorici, sono quelle che ne hanno avuto più problemi. Chiaramente il grano è uno di quelle che in questo periodo, soprattutto dal punto di vista qualitativo, ne ha risentito di più.